Termina in parità lo scontro diretto infrasettimanale fra la Lodigiani e la Tor Tre Teste relativo al sesto turno del girone C campionato Under 16 Elite. Al gol di Palombi ha risposto Rapaccioni 1-1 alla Borghesiana. Nuova Tor Tre Teste che passa subito in vantaggio, 11 minuti sul cronometro, e Palombi direttamente da calcio di punizione trova questo gioiello. 0-1 per i rossoblù di Giovanni Greco. La reazione della Lodigiani di Pagliuca arriva su calcio piazzato, palla lunga che arriva sulla sinistra del terreno di gioco della Borghesiana, cross basso in area di rigore, colpo di testa che poi termina basso sul fondo. Ancora padroni di casa attivi poco dopo dallo stesso lato del campo, palla che resta a disposizione ancora per la formazione in maglia bianca, conclusione che termina alta sulla traversa ma di poco. Tor Tre Teste che torna a farsi vedere al minuto numero 26 del primo tempo, cross sul quale esce Donnini e blocca tutto. Finale di frazione con la traversa piena sul calcio di punizione presa da Timperi per la Lodigiani. Inizio di ripresa che ad appannaggio della formazione in maglia rosso-blu. Tor Tre Teste vicina al raddoppio, palla in verticale, brava la difesa dei padroni di casa di intervenire con prontezza con una buona diagonale da parte della formazione di Pagliuca. Poi colpo di testa sul cross che arriva dalla destra del campo, sul quale interviene ancora l'estremo difensore dei padroni di casa Donnini. Al 23esimo la Lodigiani pareggia i conti. Rapaccioni prende palla sulla tre quarti e lascia andare il destro, palla sotto l'incrocio, gran gol anche qui ed è 1-1 con l'entusiasmo da parte dei sostenitori dei classe 2008 della Lodigiani. Il finale vede due tentativi, uno per parte, il primo è per la nuova Tor Tre Teste in seguito ad un calcio di punizione, poi l'ultimo vero tentativo è dei padroni di casa, con azione che si sviluppa in ripartenza, errore da parte della nuova Tor Tre Teste e palla in verticale a tu per tu con Curcagni, estremo difensore dei rossoblù. Poi intervengono i ragazzi di Via Candiani e chiudono l'azione in extremis, poi triplice fischio finale.